Oggi prepariamo questi deliziosi cornettini ottimi per un aperitivo o un antipasto. Prepariamo il ripieno con scamorza, cipolla cotta e tonno. Aggiungiamo un po' d'olio e mescoliamo. Tagliamo un rotolo di pasta sfoglia a 16 spicchi. Mettiamo un po' di ripieno come mostrato e arrotoliamo. Pennelliamo con un po' di uovo e aggiungiamo i semi di sesamo. Inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per 20-25 minuti fino a doratura. Sono semplicissimi e davvero ottimi. Provali per il tuo aperitivo e facci sapere se ti è piaciuta questa ricetta.